Ragazzi, ci vediamo a Chisinau per la Dr. Palmas University, una serata speciale dove parleremo di temi profondi, attuali, del sistema salute, di denti, di fiducia nella classe medica, di cura dei malati. Sono tanti argomenti che snoccioleremo quest'anno, mi raccomando, vi aspetto qua alla Dr. Palmas University. Perché Dr. Palmas è pericoloso, Dr. Palmas è un virus, il virus non lo fermi, è un modo di pensare Dr. Palmas. La Dr. Palmas University inizia adesso. Benvenuti tutti quanti, main sponsor Mirto Palmas, sponsor ufficiale. È l'unico mirto che non si può comprare, si regala e basta. È un ringraziamento dovuto alle donne, tutte le donne delle nostre vite che ci consentono di fare tutto quello che facciamo. E questo è il gruppo che c'è dietro Dr. Palmas. Io sono quello piccolino là, per darvi un'idea che niente si fa da soli. Ok, le grandi imprese si fanno con donne e squadra. Questa è dove è iniziato tutto, la prima clinica, e poi dopo dove si è evoluta la nostra storia. Per dire quanto è importante, se siamo umani, tutto ciò che sono i servizi per gli umani devono ancora essere per un buon tempo avanti deliberati, serviti da umani. Questa è tutta la tecnologia che c'è dietro, come facciamo i denti. Ok, però questo è poco importante. Quello che è più importante è con chi parliamo. Ho sentito la conferenza del dottor Palma e sono stata molto contenta e soddisfatta, perché molte sue idee sono idee delle quali io sono d'accordo, concordo pienamente, anche perché appunto la penso un po' come lui su tante cose, sia sul modo di pensare sulla sanità, sulle cure, tutto quanto. E quindi questo ha rafforzato di più in me la fiducia in lui e nel suo modo di fare, per cui sono contenta che sono di nuovo ritornata da lui. Interessantissimo oggi dottor Palmas, in questo suo aspetto e questo suo percorso spirituale che sicuramente vissuto e consolidato in sé, quindi è stata un'ora di piacevole ascolto in tutto ciò che è riuscito a esporci, che non si trattava soltanto di denti.